Buongiorno, benvenuti, grazie per essere qui, per aver scelto Vicino Lontano invece del mare in questa bellissima giornata. Sfide è la parola chiave di questa edizione, come sapete oggi vi proponiamo un duello tra argomentazioni e opinioni contrapposte. Antipolitica o iperpolitica, la febbre delle democrazie. Protagonisti di questa sfida saranno Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione. Lo conoscete, è un membro del comitato scientifico di Vicino Lontano. E poi abbiamo con noi anche Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. A te Massimiliano, buon ascolto. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, molte grazie per l'invito a Vicino Lontano, è sempre un piacere e molte grazie a voi, come diceva Paola, che ringrazio tantissimo, che nonostante il mare sia così vicino, siete qua. L'idea di questa mattina è quella di ragionare su antipolitica o iperpolitica e sulle implicazioni di queste categorie. Antipolitica, come sapete, è un concetto molto largo, molto vasto, nel senso che intere scaffalature di trattati di scienza politica, di sociologia politica sono stati dedicati al tema. A volte si sovrappone e si confonde con l'idea di antipartitismo e nella storia politica italiana in realtà forse è proprio l'idea dell'antipartito a essere così rilevante, a essere diventata così rilevante soprattutto dagli anni 90, quando con la quasi crisi di sistema di Tangentopoli, che alcuni di voi hanno vissuto direttamente, l'idea di partito è diventata qualcosa da rottamare letteralmente e la celebre Repubblica dei partiti, la cosiddetta Prima Repubblica, così come l'aveva definita lo storico cattolico Pietro Scoppola, è diventata appunto una categoria e un'etichetta da rottamare. E quindi in Italia abbiamo sperimentato moltissime formule di partiti non partiti. Il partito è diventato una parola inaccettabile, appunto una parola oggetto di una critica molto forte da parte dell'antipolitica. Abbiamo avuto partiti personali che tuttora svolgono un ruolo, seppure meno rilevante di quello che hanno cominciato a svolgere dalla metà degli anni 90. Abbiamo partiti non partiti che si chiamano movimenti, a proposito di una categoria lessicale e di un'etichetta che è stata per l'appunto messa da parte. E a tutt'oggi una grande forza politica, quella maggiormente rappresentata ancora oggi all'interno delle due Camere del Parlamento, rifiuta con forza da parte di molti dei suoi dirigenti, che ancora si chiamano tra loro portavoce anziché parlamentari, l'idea di essere un partito nonostante sia andata al governo, nonostante anzi sia stata la protagonista centrale di due governi di segno opposto. Io credo che qui ci sia un problema, uno dei problemi fondamentali con cui abbiamo a che fare, nel senso che l'antipolitica da molti punti di vista è una richiesta eccessiva di intervento della politica all'interno delle nostre esistenze. Naturalmente la politica è importante, anzi qui siamo di fronte ad uno dei grandi paradossi postmoderni, nel senso che gli stessi partiti, movimenti antipolitici, quelli che criticano la politica, che hanno contribuito a ridurne il ruolo, la legittimità, a muovere una critica nei confronti della rappresentanza in parte fondata, ma in parte anche artificiale e artefatta, contribuiscono appunto ad aumentare quella crisi di legittimità rispetto ad una politica a cui chiedono più di quello che può fare. Non c'è dubbio che il ceto politico, una parte quantomeno del ceto politico proveniente dalla Repubblica dei partiti, abbia meritato lo sdegno, l'indignazione. Ma la trasformazione della politica in quanto tale in un luogo morale, l'idea che la politica debba essere semplicemente un'equazione con l'idea di onestà e quindi diventi una categoria etica, rappresenta un problema. Rappresenta un problema non perché i politici debbano avere come prerequisito quello di essere persone oneste o tendenzialmente oneste, ma perché non può esaurirsi la politica in una serie di requisiti morali. La politica deve essere anche competenza. E invece l'antipolitica ha messo la competenza nel mirino, ha individuato i sistemi esperti
come luoghi di privilegio, come gli ambiti delle cosiddette elite e dell'establishment, e naturalmente ancora una volta ha, passatemi l'espressione politicamente scorretta, gettato il bambino con l'acqua sporca. Ora, la politica è sostanzialmente due cose: è inevitabilmente anche lotta per il potere. È un luogo all'interno del quale gli attori politici competono per acquisire quel potere, rispetto a cui naturalmente, non ce lo nascondiamo, c'è un'ambizione personale, perché le persone entrano all'interno dell'agone politico anche per ricavarsi un ruolo di potere. Ma è anche un luogo che, proprio per le dinamiche competitive che lo caratterizzano, a un certo punto deve arrivare a trovare degli accordi. La storia della tanto vituperata Prima Repubblica era per l'appunto la storia di partiti tra loro divisi, espressione di visioni del mondo differenti, di ideologie conflittuali, che però alla fine trovavano degli accordi, o se non trovavano degli accordi definivano il loro conflitto all'interno di quella modalità di regolamentazione democratica, il conflitto regolato, che è tipica della politica rappresentativa e delle democrazie liberali. E invece l'antipolitica ha trasformato, come sappiamo tutti quanti, quell'accordo che è indispensabile per la politica, quel compromesso che è fondamentale per trovare una soluzione che faccia avanzare il livello della società, in inciucio. Alcuni media italiani, le forme dell'antipolitica, hanno stigmatizzato ogni possibilità di accordo tra partiti e personalità politiche per l'appunto come un'idea a ribasso, un'idea di inciucio intollerabile, sovrapponendo una dimensione morale che in realtà è moralistica e moraleggiante. E del resto, a proposito di partiti politici che non si chiamano tali, quel movimento che costituisce la più importante, anche numericamente a dispetto delle scissioni che ha subito, forza politica rappresentata in Parlamento, riempiva le piazze invocando lo slogan dell'onestà. E oltre all'onestà, però, gratta gratta, non c'è rimasto molto, anzi ci sono rimaste delle esperienze politiche di governo che, a essere eufemistici, potremmo definire davvero politicistiche, nonostante tutta la loro carica. Allora, e qui chiudo questo intervento, nell'antipolitica ci sono tante dimensioni, tante istanze che vanno prese attentamente in considerazione, a partire naturalmente dal disagio di una parte dei cittadini, che è un disagio economico ma anche un disagio sociale e un disagio simbolico che viviamo tutti quanti. Ma c'è anche una richiesta di politica, per l'appunto una iperpolitica, che finisce per incontrare una tendenza molto forte all'interno della nostra società, quella che gli economisti chiamerebbero la teoria delle aspettative illimitate. Si chiede alla politica più di quello che la politica può dare e non le si richiedono le cose giuste rispetto alle quali invece può intervenire rispetto alle nostre esistenze. Allora è per questo che sicuramente abbiamo bisogno di politica e invece non abbiamo bisogno di antipolitica. Buongiorno, anch'io vi saluto, colgo l'occasione per ringraziare dell'invito, per ringraziare Massimiliano che ha l'ingrato compito la mattina invece di fare colazione con calma, di parlare con me, e ringrazio voi che insomma, invece di fare un giro in questa bellissima città venite qui ad ascoltarci. Vado subito al punto perché trovo che sia, come dire, come diceva Corrado Guzzanti, la domanda è mal posta, cioè il tema del dibattito è mal posto. Chiariamoci subito, il populismo non esiste, il complottismo non esiste, l'antipolitica, così come è stata raccontata, non esiste. Non sono i partiti e i movimenti a essere antipolitici, sono le élite a essere antipolitiche. Contro la politica, essendo antiumane, non possono che essere contro questa fondamentale attività umana, quella che caratterizza l'essere umano, che è animale politico. Se io voglio dominare qualcuno, elimino la politica. E infatti, anche il movimento a cui faceva cenno Panarari, che è il Movimento 5 Stelle, è inutile che ci giriamo tanto intorno, insomma, che poi sono tanti movimenti, Linea Di Maio, Conte, Di Battista, ormai è un arcipelago 5 Stelle, non nasce dal popolo
arrabbiato o qualche forma di disagio. Io non sopporto la parola disagio, sono tutti disagiati in questo mondo, tutti che ragionano con la pancia, no? Se questa è la descrizione che ci è stata fatta, non parte da questo popolo. Ricordate da cosa inizia l'antipolitica? Da un libro intitolato La casta, scritto da 2 firme importanti del Corriere della Sera, pubblicato dalla più grande casa editrice italiana. Quindi è un'operazione totalmente di apparato, di élite, che scatena la rabbia, gioca con la rabbia del popolo ridotto a folla, a massa, e la folla ha un unico cervello che utilizza solitamente anche male, contro poveri amministratori locali, forestali del sud, categorie che sì, va bene, ci hanno infastidito perché lo zio ha piazzato il cugino in un posticino comunale, tutto bene, se fossero disoccupati li manterremmo lo stesso e non avrebbero neanche la possibilità di spendere. È un'operazione di élite che serve a trovare un immenso sfogatoio organizzato da un signore che faceva consulenza per i partiti politici e che nei suoi manifesti online, tipo questo terrificante filmato Gaia, mi pare che si chiamasse, immagina un mondo, insomma, una visione veramente spaventosa di un mondo governato dalla tecnologia che casualmente coincide con le visioni più atrocemente distopiche di un Bill Gates. Il reddito di cittadinanza lo ha teorizzato e approvato un signore che si chiama Bill Gates e non a caso rientra nel programma politico di un movimento che ha catalizzato la rabbia mal indirizzata dei cittadini, l'ha concentrata in verso una serie di obiettivi anche tutto sommato di basso profilo, e ha impedito che in Italia ci fosse veramente qualcosa di dirompente. Perché dico che il populismo non esiste? Perché il populismo è una caricatura creata da qualche giornale di tutto ciò che è contro le élite, no? E io non parlo di élite perché mi piace semplificare, perché sono contro i ricchi e i potenti. Parlo di élite perché credo, con la grande scuola dell'elitismo italiano, troppo poco studiata, con grandi pensatori come Ferrero, che siano sempre piccoli gruppi, minoranze molto aggressive o creative a creare i movimenti sociali. Ed è quello esattamente che è successo con il Movimento 5 Stelle in Italia. Rispondendo a un'esigenza che era appunto elitaria e non popolare. Quando sento parlare di morale all'interno della politica, ma scusate, ma chi più degli attuali governanti che si presentano loro come antipolitici? Abbiamo un Presidente del Consiglio che è una specie di crocerossina del Parlamento, no? Chiamato come si andava a cercare Rambo nella giungla quando ormai si era ritirato dall'attività, pregandolo di tornare per salvarci, in modo che facesse da paravento, da parafulmine a partiti che non sono in grado di assumersi responsabilità e prendere decisioni politiche. Abbiamo vissuto anni di pandemia affidati a un comitato tecnico-scientifico, come quello dei fatti vostri, vuole la busta A, B o C, 1, 2 o 3. Mi dispiace che a Magalli non sia stato riconosciuto un ruolo di governo, sarebbe stato sicuramente più autorevole o perlomeno più divertente di molti dei nostri esponenti. E queste élite, che sono ferocemente antipopolari e sono responsabili di tutto quel disagio che è reale, che esiste, ma che non è imputabile alle cause individuate dal Movimento 5 Stelle, costantemente fanno riferimento alla morale, motivano tutto con ragioni morali. Bisogna accettare l'immigrazione di massa anche se distrugge i salari delle classi
sociali meno elevate, diciamo così, perché altrimenti sei una bestia, sei razzista. Mi ricordo l'Espresso su cui Massimiliano Panarari scrive, fece una copertina uomini e no. Uomini erano gli esponenti del Partito Democratico che accettavano l'immigrazione, no era il populista. Oggi i buoni stanno con l'Ucraina, senza se, senza ma, in questa divisione binaria tipica delle sette gnostiche o del manicheismo, di queste antiche religioni che si basavano fondamentalmente su una divisione binaria, manichea appunto, i puri e gli impuri. Noi siamo i buoni e voi siete la massa corrotta che noi dobbiamo educare, populisti. Il populista non è altro che una maschera del grande nemico di queste elite, nemico del tutto immaginario ovviamente, costruito da Umberto Eco in un atroce libretto intitolato Il fascismo eterno. Il grande nemico dell'elite è il fascista, con la F maiuscola, che non corrisponde al fascista storico. È un nemico immaginario, è un uomo nero in tutti i sensi, che raggruppa una nebulosa, diceva Umberto Eco, di caratteristiche. Egli è tradizionalista, medievale, fascista, ma allo stesso tempo anche anarcoide, futurista, tutto quello che è contro è fascista. O più di recente anche comunista. O, come nel caso di Putin, contemporaneamente fascista, nazista, comunista e zarista. Si può fare la guerra da solo nel suo salotto. Del resto anche più mogli, quindi immagino che sia abituato a discutere. E quindi è un'invenzione, è una riduzione, è una caricatura della realtà tutto questo. Il populismo non esiste, esistono delle elite che creano nemici immaginari a cui attribuiscono tentativi di distruzione dell'umanità, caratteristiche deprecabili dal punto di vista morale, che servono a che cosa? A trasformare il legittimo disagio della popolazione, la legittima e giustificata rabbia della popolazione, che è sacrosanta, santa rabbia, in qualcosa di grottesco e di ridicolo. Poi talvolta riescono particolarmente bene nell'impresa e catalizzano tutto questo movimento all'interno di uno scatolone privo di ideologia, come il Movimento 5 Stelle, che in realtà, e chiudo, nasconde la più terribile, feroce, intollerante, antidemocratica ideologia di questi tempi, che è il liberalismo, o meglio, quello che io chiamo liberalismo reale. Sapete, esisteva il socialismo, quello dei libri, no, che immaginava il paradiso in terra, poi esisteva il socialismo reale, quello concentrazionario sovietico. C'è un liberalismo dei libri, che è quello che immagina questo essere inesistente, cioè l'individuo, non esistono individui ma solo persone. E poi c'è il liberalismo reale, che è quello odierno, di un'elite moralista che si arroga il diritto di decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, e chi è sano e chi è malato attraverso la concessione di una tesserina, chi è uomo e chi è donna, per esempio. No? I cosiddetti woke, oggi vanno tanto di moda a sinistra, i risvegliati, come nelle sette gnostiche, gli illuminati, quelli che hanno rotto il velo della realtà e accedono alla conoscenza divina, i risvegliati. Questi sono gli antipolitici, nemici della politica perché nemici dell'umanità. Ho vinto, no? Possiamo andare adesso. Riconosco che il liberalismo reale è una formula lessicale felice. In realtà quello che non esiste è il popolo, per come i partiti populisti che esistono e che sono governati da elite, da pifferai magici che spargono, fanno circolare nell'aria dei pensieri che a volte sono pensieri legittimi. Ora, naturalmente ogni pensiero è legittimo fino a che questo pensiero non scatena però la rabbia, che anch'essa è molto reale e che individua sempre dei capri espiatori. Perché se fosse come dice Francesco Borgonovo, noi ci troveremmo in un grande, dibattito liberale in cui nel pluralismo delle opinioni ci sono dei partiti, anzi dei non partiti, come diceva Francesco, inesistenti, che
diciamo semplicemente fanno circolare delle idee. In realtà i partiti populisti esistono, hanno dei leader, hanno delle elite che raccontano al popolo, cioè raccontano a tutti noi, perché tutti noi siamo popolo, una serie di menzogne, molto spesso strumentalizzando loro sì per la loro carriera personale e privata all'interno di quelle istituzioni che dipingono come il male tutta una serie di visioni che sistematicamente procedono alla costruzione della coppia amico-nemico. Perché l'idea della purezza, l'idea del moralismo per cui esistono dei buoni e tutti gli altri sono cattivi, e cattivi, diciamo, sono quelli che non la pensano come i leader dei partiti populisti, di cui Putin naturalmente è la massima espressione, con la differenza che Putin purtroppo usa i carri armati con la Z, mentre diciamo, i populisti italiani per il momento, oltre a scatenare la rabbia di alcune persone o di alcuni individui o di alcune monadi, per fortuna non vanno oltre. E sono loro per l'appunto che dividono tra amici e nemici. Chi appartiene al popolo, ed è loro che taumaturgicamente individuano coloro che possono appartenere al popolo, sono pieni di dignità morale. Tutti gli altri, a partire naturalmente dallo spauracchio dell'elite, che possiamo chiamare tranquillamente classi dirigenti, che in ogni società esistono, che dovrebbero essere certo l'oggetto di una selezione, di un percorso, di un processo più meritocratico. Poi naturalmente non si può pronunciare neanche la parola meritocrazia all'interno dei circuiti populisti, perché meritocrazia viene immediatamente girata come una finta espressione che serve a confermare lo stato delle cose presenti, ma non esistono, ce lo dicevano appunto i neoelitisti che Francesco Borgonovo citava, non esistono società umane, società organizzate in cui non ci siano delle classi dirigenti. Il grande problema è quello di fare sì che alle classi dirigenti possano accedere tutti a partire da una condizione di partenza che sia appunto equa e giusta. E allora quello che è accaduto da un po' di tempo a questa parte, e questo è indubbiamente un dato di fatto, è un dato di fatto all'interno del quale i partiti populisti non a caso hanno trovato spazio, cavalcando in maniera sbagliata dei disagi reali che ci sono, è il fatto che negli ultimi 30 anni quelle che erano le democrazie liberali rappresentative hanno visto un tradimento da parte di alcuni poteri oligarchici di quelle che erano le loro premesse. Nel senso che non esistono, e questo ce lo dicono grandi pensatori liberal-socialisti o grandi pensatori liberal, non esistono democrazie liberali senza un ampio ceto medio e senza la possibilità per le persone di sperare di migliorare la propria condizione e di vedere il riconoscimento delle loro capacità e quelle soprattutto delle generazioni a venire, dei loro figli e dei loro nipoti. Allora in questo c'è stato effettivamente un tradimento dell'Occidente, nel senso che quello che tu chiami liberalismo reale altro non è che il neoliberismo, che è il tradimento dei principi costitutivi del liberalismo, che si richiama fintamente ad alcuni principi liberali e in realtà per l'appunto li ha pugnalati a morte, a partire da un'idea molto astratta di individuo per l'appunto, secondo cui l'individuo agirebbe unicamente in base ai propri calcoli razionali, strumentali, utilitaristici. In realtà non è così, tant'è che in quella che è la vera matrice e che è l'oggetto della grande battaglia oggi, in quello straordinario movimento che ha costruito l'Occidente la possibilità del progresso, l'illuminismo, quello che il populismo detesta, aborre, in nome di un finto tradizionalismo, esistevano i sentimenti morali. Se voi rileggete i grandi illuministi settecenteschi, soprattutto gli illuministi scozzesi, figure come David Hume, lo stesso Adam Smith, gli individui agiscono in base alla ragione, ma sono anche animati da sentimenti morali, sentimenti come il rispetto, sentimenti come la compassione nei confronti degli altri, sentimenti come l'idea di appartenere ad una comunità. Allora tutto questo è stato tradito, ma il punto è che la risposta dei partiti populisti che esistono è stata quella di inventarsi un'astrazione, il popolo, che è un po' come una sorta di grande secchiello che consente ad alcuni di stare dentro e ad altri di stare fuori. E quelli che stanno fuori, che sono quelli più poveri di quelli che stanno dentro, diventano i nemici. Allora c'è un grande nemico, non è che le elite non esistano naturalmente, ma un grande nemico ipostatizzato ancora una volta, una sorta di grande unitario complotto in questo caso, perché i complotti veri e propri non esistono, esistono soggetti che si accordano per cercare di spostare
le posizioni di potere in una direzione piuttosto che un'altra. Ma l'idea del complottismo c'è, è molto reale. Allora esiste un grande complotto che ci muove, di cui tutti siamo burattini per l'appunto, ed esiste un popolo che invece è sempre oppresso, schiacciato. Non esiste un popolo come entità astratta, non è mai esistito, nel senso che esistono persone, come dicevi tu, esistono individui, come dice la tradizione liberale, esistono gruppi di interesse, esistono famiglie, esistono comunità, esistono associazioni, esistono corpi intermedi, esistono partiti politici. E pensare che ci sia una grande astrazione per cui il popolo è quello portatore dell'innocenza, è sempre buono, è sempre giusto, sulla base della bacchetta magica che il leader taumaturgo populista designa, è appunto un'altra astrazione che serve a distogliere, questa sì, dai veri problemi. E non esiste un popolo sempre innocente, perché se ci pensiamo, e questo è stato uno dei grandi problemi nel caso italiano di quello che è avvenuto da Tangentopoli in poi e più in generale delle trasformazioni delle dinamiche sociali e politiche, c'è una parte di noi che vorrebbe deresponsabilizzarsi. E la politica non è deresponsabilizzazione, la politica è assunzione di responsabilità a ogni livello. E allora se giustamente critichiamo i gruppi dirigenti che vogliono onori senza oneri, che vogliono esercitare il potere senza assumersi la responsabilità condivisa dei loro gesti, che dovrebbe produrre progresso, sviluppo, miglioramento economico, in realtà anche ciascuno di noi deve fare la propria parte. Allora, il populismo è anche una scorciatoia cognitiva, è appunto il tentativo di dare risposte semplicistiche a problemi che esistono naturalmente, ma che sono problemi molto complessi, per usare una categoria estremamente di moda in questa epoca e a volte un po' a sproposito, per quanto riguarda una parte del dibattito sulla guerra, per esempio. Questa idea per cui noi ci affidiamo ad un leader, appunto ad un capo, taumaturgo, che ci risolve tutti i problemi. E non vogliamo saperne, nel senso che poi vogliamo dedicarci alle nostre cose, naturalmente, legittimamente, ma la politica è anche partecipazione. E se vogliamo la trasformazione delle cose, occorre che ciascuno di noi ci metta del proprio, che ciascuno di noi si impegni. Naturalmente e legittimamente qualcuno preferisce vedere Netflix, andare al cinema, magari, perché purtroppo le sale sono in crisi, andare al mare, leggere un libro, oppure dedicarsi a curare il proprio orto, i propri affetti, sacrosanto. Ma naturalmente dobbiamo sapere che se a prevalere unicamente la spinta verso il privato, non ci sarà mai nessuno a cui noi possiamo delegare in toto la responsabilità della nostra vita collettiva. Ecco, il populismo spaccia anche questa menzogna morale. Il leader dice affidatevi a me e io risolverò le cose. E in realtà in tutto questo alimenta ancora di più il disagio e la frustrazione. E lo vediamo a proposito dell'intermittenza dei leader, perché tutti questi capi vengono elevati sul trono e poi gettati nella polvere sempre più rapidamente, perché disattendono le promesse. Ma dobbiamo sapere che non esiste, questa è un'espressione liberale molto discutibile, ma non esiste nessun pasto gratis, nel senso che se vogliamo delle cose dobbiamo per l'appunto partecipare. Il compito della politica non è quello di spacciare semplificazioni, ma di costruire le condizioni affinché le persone possano effettivamente partecipare, dire la loro e a un certo punto fornire un contributo che non può essere però un contributo unicamente disgregativo. Le spinte antisistemiche di cui si alimenta il populismo sono spinte che finiscono semplicemente per aumentare il disagio, l'assenza di dignità, la delegittimazione della politica. E questo è un altro dei tanti paradossi postmoderni. L'antipolitica accusa la politica di non fare abbastanza, in realtà costruisce un humus e un terreno nel quale il rigetto della politica diventa ancora più pesante e ancora più violento e nel frattempo non costruisce alcuna condizione per migliorare la partecipazione delle persone e per dare loro la possibilità in maniera costruttiva, critica ma costruttiva, di dire la loro. E allora il risultato è che non esiste il popolo, ma purtroppo esiste il populismo e tutto questo determina lo scredito, il discredito sempre maggiore della politica, consegnandoci ad una condizione di frustrazione e di loop sempre più pesante, col risultato appunto di spezzare la comunità e di allontanare le persone. Sono d'accordo quasi su tutto. È vero. Questa è una notizia. Sì, sì.
E ti prego di non dire più illuminismo però a quest'ora del mattino che mi fai venire Ecco. mal di stomaco. Bene, allora ci sono Hai anche degli perfettamente elementi ragione, ha ragione. Servono soluzioni complesse a problemi complessi. Putiniano, Novax, razzista, omofobo, soluzione complessa a problemi complessi, no? Questo che fa la politica che critica il populismo. Scusate, ma forse il Green Pass non protegge, come è stato scritto nella legge, dal contagio, non rende il luogo di lavoro totalmente sicuro, come ha detto di fronte a giornalisti che non potevano fare domande o a cui non veniva risposto il nostro antipopulista Presidente del Consiglio, no? Uno poneva questa obiezione, Novax, fascista. Ma forse non è la cosa migliore per noi comprare il gas liquefatto americano, che è uno dei motivi per cui si combatte questa guerra. Putiniano, servo della Russia. Complesso, no? È veramente una grande elaborazione teorica. E allora è questa la semplificazione di cui noi dobbiamo avere paura, la demonizzazione. Questo è il pensiero binario, intollerante. L'illuminismo non può avere altra conclusione che la ghigliottina. Il terrore non è un incidente di percorso, è la fine già scritta che sta dentro in nuce all'inizio. Il socialismo non può che finire con l'Unione Sovietica e col Gulag. Lo gnosticismo finisce per forza, perché tutti questi sono movimenti gnostici, finisce per forza con un piccolo gruppo che disprezza una larga maggioranza. E questo è il liberalismo reale, non è il neoliberismo come se fosse una deviazione dall'originale. E quando Adam Smith dice che non esistono pasti gratis, mente, falso. Perché se io voglio posso invitare a pranzo un amico e offrirgli il pasto. Si chiama comunità. Se io voglio posso invitare una persona che ha perso il lavoro perché un mentitore ha detto che quello è un malato anche se non ha alcuna malattia e posso offrirgli il pasto, posso aiutarlo, posso sostenerlo. Esistono pasti gratis, se lo vogliamo. Non esistono pasti gratis per la massa che deve produrre, consumare, possibilmente crepare anche velocemente, togliendosi dai piedi, schiacciando un bottone. Perché lì quando ci si tratta di eiettare le persone fuori dalla società, allora in quel momento la società esiste e ti dà un calcio nel sedere, ti butta via. Questa è la cultura del rifiuto che è ontologicamente collegata all'idea di individuo, perché se noi non abbiamo rapporti, no, legami comunitari, allora possiamo espellere i disabili, possiamo espellere quelli con difficoltà fisiche e possiamo anche convincerli ad autoespellersi, che è quello che sta succedendo, l'autocontrollo, lo psicopotere che abbiamo introiettato, e non è che lo dice il signore con lo scolapasta in testa, lo spiega un ottimo filosofo, talvolta un po' apodittico ma interessante, che si chiama Byung-Chul Han, di cui trovate anche i libri lì fuori. Il mio invece non lo trovate perché alcuni di questi Amazon ha scelto di non pubblicarli, altre librerie hanno scelto di non venderli, e perché questa è la democrazia creata da questo sistema, che non è un'invenzione dei populisti, è una realtà, perché se tu possiedi i mezzi di produzione, di distribuzione, gestisci la ricchezza, allora comandi. E questa è la realtà al di sotto del racconto. E poi certo, ha ragione qui Panarari di nuovo, quando dice che ci sono dei re taumaturghi, dei pifferai magici che sfruttano, approfittano. E infatti c'è un andamento evidente, no, del consenso, partiti che salgono a vette di consenso, poi consenso spesso nei sondaggi, non poi in sede elettorale, poi improvvisamente si sgretolano. Perché? Perché fanno promesse che non riescono a mantenere.
Perché a un certo punto quando l'antisistema entra nel sistema, per forza si corrompe. Se tu ti presenti, e qui c'è un elemento effettivamente gnostico pure in questa opposizione, se tu ti presenti come quello puro che combatte l'elite corrotta, e poi a un certo momento o sei davvero la purezza incarnata, oppure fallisci miseramente, sei anche più ridicolo di quelli che vuoi combattere. Questo non significa però che non ci sia il popolo. Il fatto che talvolta il popolo diventi folla, che la persona anneghi, no? Come diceva qualche reazionario francese, voglio inabissarmi nella folla e svanire nel formicaio. Ma questa è una caricatura, questa è una degenerazione, sì, esiste talvolta, certo, l'abbiamo visto, lo vediamo quotidianamente su internet, no? Il crucifige, la caccia al capro espiatorio, che però, attenzione, è alimentata, perché è vero che ci sono una marea di imbecilli su Twitter che si mettono a insultare la gente e le cosiddette shitstorm, no? Ma chi è che ha creato Twitter e lo ha pensato così? Chi è che fomenta questa roba? Chi è che ha creato i social network e li ha pensati esattamente per favorire, no, la suppurazione della folla? Quelli di qui sopra. Un mondo elitario di cui si può ricostruire proprio la genesi, anche facendo una storia della cultura. Le idee della Silicon Valley vengono per lo più da un posto che si chiama Esalen, che sta in California, che era questo grande centro della controcultura americana, da cui sono passati tutti i grandi gnostici moderni, diciamo così, in cui si sono imbevuti questi dirigenti della Silicon Valley e hanno portato questa cultura, appunto, di nuovo gnostica, all'interno di quella cosiddetta rivoluzione digitale. E allora qui ci sono due temi. Uno, prendendo sul serio le critiche che sono estremamente costruttive, perché se c'è un disagio va espresso bene, va espresso in maniera efficace. Se si vuole criticare un sistema elitario, allora non si può giocare con i mezzucci identici a quelli dell'elite che stiamo contestando. Ci sono due temi, dicevo. Il primo è capire effettivamente quali sono i punti su cui bisogna agire per migliorare le condizioni della popolazione, che non sempre è popolo. E però l'agenda politica, appunto, non la decide il popolo, la decide un ristretto gruppo che possiede anche i media e che dà dei determinati indirizzi. Oggi, per esempio, addirittura siamo arrivati al controllo della protesta, del dissenso. Il liberalismo reale, che immaginate, è un capitalismo rivestito da una patina di valori progressisti, no? Della sinistra cosiddetta liberal. Questo è. Una patina di valori totalmente funzionale all'evoluzione del capitale. E infatti oggi le grandi proteste per cosa sono? Per il clima. Tagliamo le emissioni. Chi è contrario è un negazionista. Così lo chiamano, così il Guardian indica chi nega o critica solo il cambiamento climatico. Io non critico il cambiamento climatico, sono convinto che però non sia causato solamente dalle emissioni. Quindi può darsi che di fronte al cambiamento climatico noi stiamo scegliendo risposte sbagliate. Solo che le risposte sbagliate non possono essere messe in discussione, perché tutto è presentato in forma emergenziale. No? C'è l'emergenza, in emergenza non si ragiona, si agisce, si impone. E questo è nei fatti una dittatura, stato di emergenza, piccolo gruppo che decide, chi contesta, traditore, perché tutti si devono mobilitare. Ernst Junger la chiamava mobilitazione totale, tipica dei regimi, no? E allora la prima cosa da fare è capire qual è realmente l'agenda politica utile al popolo e poi contestare quest'idea che il popolo non esiste.
Lo ha scritto persino Michele Serra in una delle sue rubrichette per Repubblica, che il popolo non esiste. Mi sembra la reincarnazione della Thatcher quando diceva la società non esiste. È il bello che vengono da sinistra. Anzi, dicono così proprio perché vengono da sinistra. Siamo noi il popolo. Siamo noi i grandi domatori, gli ammaestratori. Il popolo esiste, la nazione esiste, e lo dice la parola stessa, per nascita, nazio. Esiste per nascita, perché un determinato gruppo di persone nasce in uno stesso luogo, cresce vedendo la stessa aria, respirando la stessa aria, vedendo gli stessi monumenti, vedendo gli stessi alberi, appoggiando i piedi sullo stesso suolo. Questo non la rende migliore di altre nazioni, ma la rende diversa da altre nazioni. E l'illuminismo invece inventore del nazionalismo, vero inventore del nazionalismo, poi dopo in qualche maniera, come dire, preso e trasformato dai romantici, ma inventa quest'idea di nazione per cui la nazione è un plebiscito di ogni giorno. Ah sì? A voi qualcuno ha mai chiesto qualcosa? Se volevate fare parte di questa nazione, non mi risulta. Avete firmato un contratto sociale? No. Siete qui e basta. Siete nati, uniti dal fatto che vivete in questa bella città, che parlate con lo stesso accento, che avete visto gli stessi alberi, che avete in mente gli stessi paesaggi. E senza di questi non siete più voi. E non si può prendere uno da un'altra parte, trasportarlo qui e dirgli: senti, vuoi firmare il contratto sociale? Aderisci al nostro plebiscito di ogni giorno? Sì, certo, forse alla lunga qualcuno che sta qui impara, respira, mangia quello che mangiate voi, può diventare un membro della vostra comunità. E tante piccole comunità, a partire dal nucleo centrale che è la famiglia, formano la nazione, il popolo che esiste e che contiene, come diceva Walt Whitman, moltitudini, persone che hanno legittime e diverse aspirazioni e che hanno diritti. E questi diritti vanno difesi da predatori che hanno creato un sistema politico che dice: le grandi narrazioni non esistono più, sono finite le ideologie, la storia è finita. Ritorna l'agnosi, no? Le chiavi della storia, il terzo regno di Gioacchino da Fiore. Chi è che ha le chiavi della storia? Gesù Cristo. No, invece pretendono loro di averle. E allora qual è la strada giusta? Non fidarsi del partito che promette la cosa uguale e contraria, che è il lato in ombra, direbbe Jung, dell'illuminato. L'illuminismo produce illuminati, woke, risvegliati, che con la loro ragione scacciano le tenebre del Medioevo, che è stato, vi informo, la più grande epoca di fioritura dell'umanità ed è stato europeo e non occidentale. L'Occidente laddove tutto tramonta e ricade su se stesso, gente che pasteggia nel proprio ombelico. E infatti gli eroi del momento, no? I nemici del fascista con la F maiuscola, Putin, fascista, comunista, zarista, medievale, omofobo, razzista, sessista, che cos'è altro, poi c'ha pure un tumore, e quindi, però se ha un tumore dovrebbe essere vittima, quindi un po' dovreste invece avere un po' pietà di lui. I nemici di questo perché cosa combattono? Per l'illuminismo? Con le rune tatuate? Combattono per il Gay Pride e per l'Europa unita delle burocrazie? Ma dai, combattono per il popolo, per la nazione, per la patria, per questo combattono, per la loro famiglia. Rifiutano l'Unione Europea, rifiutano le élite, sono gli unici disposti a morire per la loro patria. Non vanno bene incidentalmente anche se hanno lo svastica perché sono comunque invasi e quindi combattono. È il contrario, sono pronti a morire per le loro idee perché hanno quei simboli che in una forma estrema e talvolta caricaturale e talvolta odiosa, respingente per noi, però fanno sopravvivere idee antiche che il liberalismo reale ha distrutto: l'amore di patria, l'idea che esista una comunità, che non esistono solo gli individui, che esistano pasti gratis, per l'amor del cielo,
Ce n'è uno in chiesa tutte le domeniche, gratuito. Il più importante di tutti, demolito da questa pseudo-religione. Tutti questi valori, che sono quelli che ci rendono umani, sono stati distrutti scientificamente da questa ideologia. Uno per uno. Se arrivassero qui carri armati con la Z, questi scapperebbero, sarebbero i primi a vendersi. Sono semplicemente venduti a un alto padrone e devono fare lo spauracchio adesso, devono fare gli artiglieri nel proprio tinello. Ma se arrivassero i carri armati con la Z, questi altro che Tiananmen, no? Signor Russo, la prego, mi dia la cioccolata. Perché? Non casualmente, ma perché hanno demolito, e qui vengo a darti ragione, le uniche cose che contano all'interno della politica, non la morale che è imposta, ma i valori, che sono quelli fondanti del popolo. Perché esiste l'Europa? Perché c'è stato il Sacro Romano Impero. Se tu togli sacro e romano non c'è più l'impero. Se tu togli la Chiesa, l'identità nazionale, la tradizione con la T maiuscola, non c'è più il popolo. Certo che non c'è più, perché lo hai distrutto però. E allora funziona l'opposizione alle elite e funziona bene qualunque movimento politico se è ispirato da dei valori superiori che trascendono e che richiedono, certo, non che tu possa fare qualcosa per la comunità come diceva Kennedy, ma che tu ti sacrifichi, che sei pronto a morire appunto talvolta, che sei pronto a donare. Esistono pasti gratis e finché esistono i pasti gratis esiste una comunità. Finché esiste il dono esiste qualcosa di bello, di umano in questo mondo. E invece questo sistema predatorio vi dice che il dono non c'è, che non c'è nulla di gratuito e infatti commercia persino con la vita umana. L'Ucraina, terra di grande democrazia, è il luogo dove bambini nati da utero in affitto, cioè da compravendita di esseri umani, sfruttamento delle donne e dei poveri, erano tenuti dentro delle stanze, una grossa sala di un albergo perché non potevano espatriare causa Covid. Quella è la faccia vera di questo sistema. Poi ditemi che combattete per le libertà, ma per la libertà di fare che? Di essere schiavi. Infatti, le peggiori istanze populiste, il reddito di cittadinanza, il mantenimento da parte dello Stato, il controllo, coincidono. Però ha ragione Panarari. Se non ci sono dei valori, se non c'è disponibilità a metterci del proprio, a sacrificarsi, a impegnarsi, andare in piazza, a combattere, anche a violare la legge se necessario, a disobbedire. Beh, se non c'è questo, allora la politica non c'è. E giustamente combattono l'elite. Non è tutta colpa dell'elite, è colpa anche vostra che queste elite non le combattete. Come diceva Havel, e chiudo, grande dissidente, non c'è solo il totalitarismo, c'è l'autototalitarismo. C'è uno spettro carnefice vittima e in mezzo ci collochiamo noi. Ciascuno è corresponsabile del proprio destino. Bisogna ribellarsi e farlo secondo un preciso ordine di condotta che renda efficace l'azione politica, altrimenti sei un pifferaio magico, sei ridicolo, sei uno che si fa delle foto con delle coppe o delle mortadelle, o sono le mortadelle che si fanno la foto con te, o sei un altro che la spara grossa e poi appena arriva papà dagli Stati Uniti a dirti no, guarda che questa tua posizione non va bene, cambi. Certo che è così, perché sono funzionali al sistema, ma questo non significa che il sistema sia giusto, anzi. Certo che voi avete scelto la pace però, qui, e non i condizionatori, perché lo so qui sul palco fa un caldo, no, a proposito di soluzioni, perché nessun pasto è gratis. Soluzioni difficili per problemi, no, complessi, avete scelto questa qui, no? Tenete bassi giustamente perché la guerra si risolve così, abbassando
No, perché è il modo di combattere il cambiamento climatico. Tra le cose che dice Francesco Borgonovo ce ne sono molte, diciamo, interessanti e assolutamente degne di riflessione e di approfondimento. Però a proposito di manicheismo, ci sono due piani che non si sovrappongono. Cioè, c'è un piano delle idee che io non condivido, però, come dire, appunto sul quale riflettere molto attentamente e su cui proverò a cercare di argomentare perché non sono d'accordo. Poi c'è un piano della realtà. Quando si dice che nessun pasto è gratis, che è un'espressione brutale, in realtà si sta dicendo anche che a dispetto dei nostri desideri, delle nostre utopie, delle nostre illusioni, gran parte delle quali legittime, c'è poi un piano di realtà col quale bisogna confrontarsi. Il reddito di cittadinanza, per esempio, lo dicevi tu stesso contestandolo, è un pasto gratis. È un pasto gratis sbagliato, nel senso che diciamo, la lotta alla povertà, che è sacrosanta ed è fondamentale in uno Stato democratico e in uno Stato sociale, si fa in altro modo. Così diventa una regalia che invece è assolutamente inutile, non contrasta la povertà, alimenta degli atteggiamenti di disimpegno e di fuoriuscita rispetto alla partecipazione al lavoro, che responsabilizza, alla vita comunitaria, che invece andrebbe affrontata diversamente. Però secondo me c'è un punto su cui diciamo, dovremmo riflettere. Putin non è il campione della tradizione, Putin non è il campione della comunità, Putin è un dittatore che fa massacrare bambini, civili, donne, che manda una soldataglia a invadere uno Stato criticabile finché vuoi, in cui ci sono delle elite cleptocrati, esattamente come in Russia peraltro, in cui c'è una forte corruzione della vita pubblica, ma in cui lui massacra quello che tu chiameresti popolo e che è un insieme di persone, di famiglie, di individui, di comunità. Per l'appunto nel nome, non certo della restaurazione del Dio ortodosso, ma della conservazione del suo potere non democratico e per continuare a lui e alla sua elite la possibilità, per perpetuare la possibilità di avere ville in Toscana, di avere appartamenti a Londra e di avere ricchezze nascoste nei paradisi fiscali. Ed è questo il nodo, nel senso che il piano delle idee è un piano su cui discutiamo tantissimo e giustamente. Il piano della realtà è che poi il rifiuto della democrazia liberale, che ha enormi difetti, naturalmente, che soprattutto alimenta delle speranze che non riesce a mantenere sempre, che per 30 anni, dal 1945 al 1975, ha sostanzialmente mantenuto, poi la divaricazione, l'esplosione delle disuguaglianze, le disparità nella ricchezza hanno eroso la fiducia nella democrazia liberale, hanno diffuso giustamente dei dubbi, hanno alimentato delle perplessità però che non dovrebbero indurci a distruggere la democrazia rappresentativa e non dovrebbero farci sognare dei paradisi artificiali che tali non sono, ma sono per l'appunto delle dittature, delle autocrazie, dei totalitarismi. Perché dalla Cina alla Russia io vorrei invitare coloro che disprezzano la democrazia liberale come certi populisti ad andare a vivere là in termini di realtà per poi manifestare il loro dissenso, che sicuramente avrebbero legittimamente nei confronti delle autocrazie, per vedere qual è la reazione. In questo terribile mondo occidentale nel quale viviamo, che è pieno di disuguaglianze e di disparità, il dissenso è un dissenso possibile e in nessun'altra parte del mondo il dissenso è consentito. No, nel senso che qui in galera non ci si va, l'hai sufficiente esprimere un dubbio per perdere la libertà personale. Addirittura, a proposito di libertà, come sapete benissimo, sotto il grande restauratore dei valori zarista, e questo però è tipicamente postmoderno, capace di mescolare il ritorno allo zarismo con la rievocazione nostalgica di Stalin, ma questo non è colpa dell'Occidente, questo è il grande postmodernismo per l'appunto di cui Putin si è appropriato. È sufficiente scrivere la parola guerra per perdere il lavoro, perdere la libertà personale, venire incarcerati. E quegli stessi social, frutto della controcultura californiana, che per uno dei tanti paradossi postmoderni si è trasformata invece in grande oligarchia, e questo è un problema per la vita democratica, è assolutamente un problema, in oligarchia plutocratica. Ecco, quei social sono diventati un grande strumento di espressione del dissenso. Nel senso che sui social si esprime il dissenso, purtroppo non lo si esprime spesso in maniera costruttiva, ma è diventata una grande finestra di opportunità per Putin e i suoi amici, per stare sempre a questo esempio molto concreto, per alimentare ulteriormente la disinformazione su una marea di aspetti della nostra vita.
Questo però è il piano concreto, il piano pratico. Il piano delle idee che tu affrontavi è un piano molto interessante. È un piano molto interessante perché da un po' di tempo a questa parte noi assistiamo ad una fortissima spinta anti-illuministica che affonda le sue radici, come dicevi tu, in quel pensiero reazionario, nel senso della reazione all'illuminismo che da De Maistre a Bonalda, ai controrivoluzionari, ha esattamente la radice in una idea di ripristino dell'antico regime, cioè di quello che c'era prima dell'illuminismo liberale. Proviamo però a pensare a com'era il mondo prima dell'illuminismo. L'illuminismo ha messo in movimento la storia, nel senso che il grande problema dell'Occidente odierno è invece che purtroppo noi troviamo un riaffacciarsi di forme medievali, nel senso che noi troviamo dei baroni e dei feudatari che controllano enormi quantità di ricchezza, che appunto negano l'idea illuministica e l'idea liberale. Se nel tanto, mitizzato antico regime qualcuno fosse nato in una condizione di svantaggio, cosa che corrispondeva alla stragrande maggioranza dell'umanità, da quella condizione di svantaggio non si sarebbe mosso, nel senso che altro che pasto gratis in quell'epoca si era servi della gleba, come noto, e non si cambiava la propria condizione. E la condizione era esattamente quella che dicevi tu, cioè una condizione nativista, nel senso che il barone o il feudatario non era tale per l'acquisizione di meriti o perché entrava all'interno di un'elite grazie alla sua capacità di sacrificio, alla sua capacità di lavoro, all'intelligenza che metteva negli studi, alla capacità di innovare i processi produttivi. Era tale per diritto di sangue. Allora io sento in questa reazione anti-illuministica, non lo dico, esclusi i presenti naturalmente, non lo dico a te, ma io sento, penso seriamente che tu non stia dicendo questo, ma in tanti capi populisti, in tante elite ed establishment di pifferai magici del populismo e dell'antipolitica che prosperano in quest'epoca, io sento il rifiuto dell'illuminismo come portatore di questa devastazione individualistica che viene descritta sempre come letale. E un conto è naturalmente il fatto che ciascuno di noi, e sfido a dire il contrario, è geloso delle proprie prerogative di soggetto, è attento alle proprie prerogative di individuo, non vuole mescolarsi in una indistinta e solamente ipotetica folla, perdendo quello di speciale che ciascuno di noi pensa giustamente di avere. Ma in tutto questo i capi populisti descrivono per l'appunto un mondo di pasti gratis e di comunità nativiste, non a caso, in cui in realtà si ripristinano esattamente le stesse gerarchie. Perché quell'idea che tu dicevi, citando Renan, del fatto che la nazione è un plebiscito che si rinnova ogni giorno, in realtà è riutilizzata dal populismo attraverso quel neoplebiscitarismo per cui a colpi di click ciascuno di noi affida sine die, a tempo indeterminato, la propria delega al capo, che si intasca la delega e parla in nome suo, promettendo pasti gratis costantemente che poi non realizza, o meglio, pasti gratis che scarica poi su di noi, su di voi, attraverso per esempio la fiscalità generale. Lui si fa la foto. Oppure addirittura, in questo documenta fotograficamente sui social, per l'appunto, questo pasto non gratis, a spese della cittadinanza. Il nodo, e finisco, è che le degenerazioni del neoliberismo sono giustamente criticabili. Molte delle cose, degli appunti che ponevi sono secondo me da questo punto di vista assolutamente fondati e opportuni, proprio perché il neoliberismo ha tradito l'idea di miglioramento e di avanzata verso il progresso che è stato il fondamento dell'Occidente. Nel momento in cui alcune trasformazioni della società occidentale, alle quali abbiamo partecipato anche noi, ecco in questo caso, con un soggettivismo esasperato, rinunciando alla nostra partecipazione alla vita pubblica, pensando che la politica non fosse uno spazio in cui ciascuno di noi mette del proprio, partecipa, naturalmente dedica anche del tempo, perché questo è naturalmente l'altro grande nodo fondamentale per cercare di cambiare le cose. Ma nel momento in cui abbiamo delegato ad una serie di soggetti che si sono appropriati del nostro spazio democratico, è diventato molto peggio delle aspettative che aveva indotto. Sapendo però che quello che c'era prima dell'illuminismo, la cosiddetta tradizione, non era un luogo di giustizia, era un luogo di rapporti sociali cristallizzati, di gerarchie immutabili e immodificabili, in cui la stragrande maggioranza delle donne e degli uomini rimaneva servo della gleba, c'erano i baroni, c'erano quelli che si facevano schermo
dell'essere i portatori e i rappresentanti terreni della trascendenza e anziché migliorare la vita della comunità, spesso per l'appunto si schieravano con chi comandava. L'illuminismo ha messo in movimento la storia, ha detto alle persone che potevano avere un ruolo, ha consentito la messa in movimento della politica che ha cambiato la fissità precedente. Teorizzare il ritorno al pre-illuminismo, che peraltro è coltivato da persone come Elon Musk, perché effettivamente due protagonisti di quella Silicon Valley a cui facevi riferimento come Peter Thiel e Elon Musk hanno una visione molto più vicina al medioevo postmoderno, in cui loro sono gli imperatori rispetto alla trasformazione sociale, alla diffusione dell'uguaglianza. Non è la soluzione migliore, perché quell'idea di uguaglianza che è presentata attraverso lo slogan del pasto gratis, quell'idea della possibilità di partecipare alla società avendo un ruolo, quell'idea in cui ciascuno di noi è qualcuno con le proprie caratteristiche, portatore di diritti e anche di doveri. Peraltro i populisti non accennano mai al fatto che abbiamo doveri, è esattamente un portato dell'illuminismo. La reazione all'illuminismo ci riconsegna ad un mondo in cui ci può essere qualcuno che, reinvocando il cesaropapismo di Kirill, manda i propri carri armati con la Z a sterminare una popolazione innocente. Beh, è ovvio che Vladimir Putin non è il catecon paolino, non è il custode della tradizione, ed è ovvio che i partiti politici, i leader più o meno di destra non sono, l'incarnazione della tradizione e dei nobili, anzi, sono l'altra faccia di quel sistema qui. Ma io non sono qui a sostenere quei leader o quei partiti. Io sono qui a dire che è il sistema che non mi piace. L'illuminismo è quello che inventa i diritti umani nella forma caricaturale di oggi, mentre il cristianesimo inventa i diritti della persona e i doveri che fanno parte ancora prima, sono alla base della civiltà romana. Guardate, essere europei, non occidentali, europei, è molto difficile. È molto difficile, perché noi siamo in mezzo. Abbiamo delle tendenze che vengono da Oriente, che abbiamo introiettato, che ci spingono verso un forte legame comunitario, verso una civiltà molto compatta, un po' appunto da formicaio. Poi contemporaneamente abbiamo questa idea innata dentro di noi, che ci viene dal cristianesimo, di libertà. Le due cose possono stare insieme, ma con grande equilibrio, con grande difficoltà. L'Europa, diceva Massimo Cacciari in un bel libro, è un arcipelago dove convivono differenze. Si è dentro una famiglia in Europa, e la famiglia è il ruolo, non a caso oggi è così tanto combattuta, della diversità radicale. La famiglia è il luogo della differenza, perché non solo della differenza sessuale, ma anche della differenza, io non sono uguale a mio fratello, sono radicalmente altro rispetto a lui, eppure sono legato a lui da legami di sangue, e quindi sono suo parente, benché sia altro da me. Essere europei è un po' questa situazione, è convivere con dei parenti a cui un po' vuoi bene e un po' ti danno fastidio. Non significa prendere il putinismo e metterlo qui. In Russia non c'è mai stata alcuna forma di democrazia, non fa parte della tradizione di quel popolo. Forse ci arriveranno, forse dopo. Non si tratta di prendere il sistema cinese, che è imperiale ancora di nuovo, e portarlo qui. Si tratterebbe di mantenere il sistema europeo e propriamente europeo, che questa ideologia ha distrutto facendo una caricatura del Medioevo. È vero che c'erano i legami di sangue, come no? Esistevano anche i cavalieri però che potevano ascendere socialmente. Chi era superiore aveva dei doveri, tu dovevi donare ed essere degno di chi ti aveva preceduto. Non è la tradizione con la T maiuscola non è lontana nel tempo, è qui, è viva, è universale, sta a noi
coniugarla, declinarla all'interno del nostro mondo. Non è lontana nel tempo, non c'è un mondo fatato di dame e cavalieri, ci sono dei valori universali che sono veri e sono sempre lì. Sta a noi adattarli a conquiste scientifiche e tecniche che in sé non sono negative. Ma quando la scienza diviene una religione, esiste un ascensore sociale in questa società? No. Esiste una democrazia? Dice il dissenso è tollerato. Ah sì? Ditelo a quelli che hanno perso il lavoro perché non volevano vaccinarsi. E la risposta era, si vaccinassero. Ditelo ai loro figli che non potevano andare a giocare con gli altri bambini buttati fuori. Per che cosa? Per i 4 milioni e mezzo di contagi che ci sono stati da quando c'è il Green Pass? Per questi temi? Su questo il dissenso era concesso? Oggi è concesso il dissenso? Quando un professore universitario perde un contratto che si è legittimamente guadagnato, vi può stare sulle balle, certo, come no? Ma perché lui sì e quegli altri no? Perché chi non è d'accordo con le posizioni dei nuovi feudatari, sono d'accordo, sono nuovi feudatari? C'era una differenza, che nel Medioevo cristiano il feudatario e il nobile, con tutte le degenerazioni, si riconosce in un codice che prima di tutto è religioso, verticale. L'aristocrazia deve essere anche dello spirito. Oggi l'aristocrazia è solo economica, è tutto al servizio del guadagno, della perdita del guadagno, come diceva il poeta Eliot. E la perdita e il guadagno, come spiega Eliot nel più bel testo politico d'Occidente, cioè La terra devastata o desolata, produce l'annegamento, la morte per acqua, nella liquidità. È questo che dove ci sta portando l'illuminismo, questa roba qui. La distruzione di tutto quel buono, di tutto quell'originale che c'era in Europa. E poi certo, di fronte a questa avanzata c'è chi crede in una caricatura che si appiglia a tutto pur di reagire a questa forza rivoluzionaria. Non è un bene, comunque vada, perdiamo. Mi pare che abbiamo finito il tempo. E mi dice Paola che se ci sono domande, naturalmente c'è la possibilità di farlo, per questo è un luogo democratico illuministico, e l'illuminismo è quello che ha consentito quei diritti umani per cui, come mi ha donato Vicino Lontano, chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni, che è vittima di un regime che sulla tradizione, sulla finta tradizione, pone il proprio fondamento, e c'è un microfono a disposizione. A cui andremo a chiedere preziosi idrocarburi per sopperire a quelli che perderemo dopo non aver trattato con un altro dittatore che la dice lunga ma non all'Egitto, sulla nostra non ipocrisia. all'Egitto. Anche all'Egitto, sì, certo, come no, all'Egitto, a Maduro e a tutti gli altri, sperando che cose di questo genere, come quella di Regeni o di Zaki o di altri, non succedano più. Questa non è la tradizione, violenza e assassinio che devono essere assolutamente combattute. Giustamente c'è un posto lì, non perché siamo in una società democratica, perché siamo in una società che ha dei valori e riconosce che la libertà e l'indipendenza e la ragione positiva sono cose importanti. E si può dare questa cosa solo in una società democratica, per l'appunto. Grazie agli interlocutori. Come dire, parto da un concetto. I miei valori, che sono i valori dell'illuminismo, mi hanno permesso di venire qua e di ascoltare con interesse anche un direttore di un grande giornale, La Verità, che ogni giorno in qualsiasi canale televisivo, perché comincia a diventare quasi una felice ossessione, a parlare di censura. Ecco, i valori dell'Occidente, dell'illuminismo, sono quelli che permettono anche a quelli come noi di ascoltare dal palco uno che con evidente, come dire, travisazione dei fatti, invoca la censura. La censura potremmo invocarla a qualcuno che sta isolato da qualche parte o messo al confino o messo in condizioni di non nuocere, ma invocare a ogni piede spinto la censura mi pare, come dire, un po' singolare. Aggiungo che, come dire, nel mescolone, nel pentolone di cose che ho sentito, mancava, per citare un grandissimo Fiorello, Peco Pegna e Corrado Barrazzutti, le gemelle Kessler. E poi eravamo
come dire, al completo. Cioè ho sentito un mescolone di cose messe assieme senza nessun senso. Prima lei parlava di patria e di stesso sentore di valori per chi nasce assieme per una naturale condivisione. Ho verificato, fra Badia Polesine e Predappio sono 130 chilometri, quindi la stessa aria, lo stesso odore, ma a Badia Polesine era nato Matteotti e a Predappio è nato Mussolini. Per cui i valori sono anche valori diversi da quelli di Dio, patria e famiglia. Grazie. Patria e Famiglia l'ha invitato Mazzini, non ho mai invitato nessuno a censurare, vado in televisione perché mi invitano e mi buttano anche fuori dalle trasmissioni, li assicuro, mi tolgono i contratti, e quando vado sono 5 contro 1 normalmente, che non è un dibattito, è una pugnetta. Così abbiamo fatto anche tutte le cose. E non ho parlato di censura nei miei confronti, ho parlato di cancellazione delle libertà nei confronti di persone che hanno fatto una libera scelta democratica, per questo hanno perso il lavoro, sono state pubblicamente insultate, quando sono tornate sono state messe nello stanzino, e qui forse anche persino Matteotti avrebbe speso un po' di tempo per loro, si sarebbe occupato di fornire a queste persone un pasto gratis. Il problema, vede, non è scegliere tra Mussolini e Matteotti, che sono entrambi morti. Il problema è scegliere tra la dignità delle persone vive e questo sistema che la toglie a me e la toglie anche a lei, perché lei è più povero di 10 anni fa e sarà ancora più povero domani. E tutti questi bei valori, poi guardi, può avere assolutamente, l'illuminismo le permette di criticarla, di criticarmi, e mi permette di rispondere. Sicuramente anche l'illuminismo ha fatto cose buone, capita talvolta, no? Poi è finito con la ghigliottina. Sta finendo così anche questo mondo, va bene, ognuno poi sceglie come, no? Giustamente dove vuole stare. Ghigliottina che invece è il fondamento della reazione, che appena ha ripreso il potere ha strutturalmente macellato. Io vado in televisione gratis, ma questa non è una polemica. Ma sì, voglio dire, io vado in televisione talvolta gratis, talvolta a pagamento perché è il mio lavoro, mi richiede tempo, mi richiede studio, mi richiede energie. E l'obiezione lei è in televisione sempre è una risposta stupida a problemi complessi, quella che lei accusa me o lui accusa me di dare in quanto populista. Ma va benissimo, io l'accetto, è la sua risposta, ha ragione. Però stia attento, perché da parte mia grande rispetto, da parte degli altri pure, ma le idee che sostiene, quella di essere migliori e superiori, non sono molto rispettose del resto della popolazione. No, però Francesco su questo, però attenzione, sì, prego con l'applauso, però questa descrizione caricaturale del fatto che c'è qualcuno che pensa di essere moralmente superiore non funziona, perché siamo uguali, e questo l'ha proclamato l'illuminismo, siamo tutti portatori di diritti, fammi finire, siamo tutti portatori di diritti, gli stessi diritti, e questo ce l'ha consentito l'illuminismo, nella diversità, cosa che non succede nei regimi liberali, e soprattutto è il populismo che stabilisce una superiorità morale di un presunto popolo rispetto a delle elite nelle quali improvvisamente ciascuno di voi può finire, perché c'è qualcuno che decide che improvvisamente potete diventare nemici del popolo, e i nemici del popolo sono esattamente tutti quelli, da Putin a Xi Jinping, a proposito di come dire, di rispetto di chi non si vuole vaccinare, che fa la grande differenza tra una democrazia liberale, pur con tutti i difetti dell'Occidente, e i regimi liberali. Io ho criticato, e sono stato l'unico qui, la parte a cui io dovrei appartenere. L'ho criticata ferocemente, l'ho riconosciuta come avversaria. E in conclusione, pensiero binario, Matteotti, Mussolini. Tu sei Mussolini, noi siamo Matteotti. Ma chi l'ha mai detto? Lui non ha detto, Lei? non ha detto questa, no, non ha detto questa cosa. Beh, va bene, allora se ho capito male, visto che sentivo male, l'ho sentita nominare Matteotti e Mussolini, dice ci sono valori diversi. È vero, assolutamente, ci sono valori diversi. Sa che cosa rende questi valori presenti e possibilmente concordi all'interno della nazione? Il fatto che siamo tutti fratelli. E i fratelli hanno opinioni diverse all'interno di una famiglia. E questa è una realizzazione della rivoluzione francese. No, questa è una cioè realizzazione del dell'illuminismo. fatto che si nasce dallo stesso padre, e se tu non hai quel padre non sei un fratello, sei un individuo che sceglie di stare in una nazione, e quando non lo sceglie più
o sceglie di prendersi la nazione o di importare un'altra nazione da un'altra parte, metterla lì e distruggere la tua nazione, in base al plebiscito di ogni giorno, se lo fanno i cinesi dopo averci comprato il plebiscito di ogni giorno, la democrazia liberale non c'è più, seguendo le procedure del liberalismo reale. Se lo fanno i musulmani dei paesi a cui andiamo a baciare la pantofola, che uccidono i giornalisti e li incarcerano, a cui andiamo a chiedere il petrolio, succederà la stessa cosa. E questo non è merito dei grandi valori dell'Europa, ripeto, è merito dell'idea illuministica che si può costruire tutto come noi vogliamo, perché l'uomo è come Dio. E questa è la grande idea, solo che l'uomo non è come Dio, pensa di esserlo ma non lo è. O forse Invece, come tutti noi, è costretto persino ad andare in televisione per guadagnare dei soldi e mettere insieme un pasto che non è gratis. Se fosse gratis risparmierei a tutti voi la mia visione dagli schermi televisivi.